1900 l'allora signore della città di Treviso, Gherardo da Camino, mosse guerra contro il patriarcato di Aquileia. È iniziato così ieri sera il tradizionale concerto dell'Assunta di Santa Maria Maggiore a Treviso, un preludio non musicale ma storico, per non dimenticare da dove nasce la tradizione del cero votivo che ogni anno il comune di Treviso dona al suo vescovo. Una ricostruzione storica degli avvenimenti che hanno portato poi a questa celebrazione. È importante che i cittadini capiscano il perché di queste manifestazioni e soprattutto contribuiscano al mantenimento. La guerra col patriarcato, la fuga del tiranno caminese, ma anche il ringraziamento per la fine delle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale. Tutti avvenimenti ricordati nel Cero di Madonna Granda, che ancora pochi conoscono, ma che da questa edizione verranno ricordati all'apertura del concerto di Ferragosto, che ieri sera è proseguito con l'orchestra della Filarmonia Veneta diretta dal maestro Marco Tittotto in un successo crescente sulle note di Ennio Morricone. Ma anche nell'energica malinconia del tango di Astor Piazzolla, anche qui per non dimenticare, questa volta le radici dell'emigrazione trevigiana in Argentina.